Allora, la città metropolitana di Venezia, decreto legislativo 267/2000, al fine di garantire assistenza tecnico-amministrativa, ha avviato una serie di concrete iniziative alle amministrazioni, ricorrendo allo strumento della Convenzione per lo svolgimento di funzioni e servizi in modo coordinato. Con una delibera di Consiglio Comunale, praticamente la numero 8 del 30 aprile 2018, il Comune di Portogruaro ha approvato questa convenzione in oggetto e sottoscritta in data 11/5/2018 per la durata di anni 3, a decorrere appunto dalla data di sottoscrizione. La convenzione in oggetto, visto a breve la sua scadenza, potrà essere rinnovata di volta in volta per un periodo uguale o inferiore agli anni 3. Il Comune di Portogruaro beneficerà con questa convenzione di tanti servizi e parecchi obiettivi come elencati nella delibera che noi andiamo a vedere del 14/4/2021. Il signor Sindaco voleva dire qualcosa al riguardo? Sì, è un servizio che serve, noi lo utilizziamo spesso anche da quando siamo nati ad ottobre e l'avvocato è sempre disponibile, quindi è un buon servizio da utilizzare perché è efficiente ed efficace. Scusate un attimo di pazienza che sto scrivendo un attimo il verbale. Passiamo subito al punto terzo, che è una convenzione per la gestione in forma associata della funzione di polizia locale tra i comuni di Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro e Taglio Veneto. Il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e precisamente all'articolo 30, dispone che gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere funzioni e servizi determinate in modo coordinato. Il nostro comune di Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Gruaro e Taglio Veneto hanno considerato come ottimizzante per la funzione di polizia locale il modello di convenzione dove questa, approvata il 18/4/2016, è divenuta pienamente operativa a partire dall'1/5/2016 per la durata di anni 5. Mantenendo gli stessi termini originali sia di durata che di recesso per singoli comuni, la prossima convenzione vedrà la scadenza l'1/5/2026. C'è il dottor Poles che ci illustra. Presidente, prima le chiedo gentilmente se qualcuno vuole fare entrare ancora. Sì, c'è l'assessore Geronazzo, scusa non l'avevo visto. Prego, dottor Poles. Buonasera a tutti. Allora, la proposta Buonasera a tutti. di delibera che viene sottoposta alla vostra attenzione, come diceva il Presidente della Commissione, riguarda la proroga della Convenzione. La Convenzione scade a maggio di quest'anno. Nella conferenza dei sindaci che si è tenuta il 24 marzo è stata valutata l'utilità di finire l'esercizio finanziario dell'anno in corso e di addivenire a una nuova proroga per 5 anni a far data dal 1° gennaio. Quindi ci sarà un ulteriore passaggio poi in tutti i consigli comunali dei 5 comuni con il testo novellato lì dove fosse necessario dell'atto di convenzione. Quindi quella che viene approvata nel prossimo consiglio comunale è semplicemente una proroga della convenzione attuale, proroga che è già stata votata dai 4 comuni facenti parte della nostra convenzione di polizia locale. C'è qualche richiesta a riguardo? Non
Se non c'è richiesta, corriamo subito al punto 4, che è l'approvazione dello schema di convenzione per la promozione e diffusione della cultura musicale sul territorio del Comune di Caorle e del Comune di Portogruaro tramite la Fondazione Musicale Santa Cecilia. Il Comune di Portogruaro, la Città Metropolitana di Venezia e la Fondazione Musicale Santa Cecilia hanno sottoscritto in data 12/12/2019 una convenzione regolante le modalità di sostegno e sviluppo dell'attività della Fondazione nell'ambito dell'area metropolitana di Venezia per gli esercizi 2020, 2021 e 2022. La Fondazione promuove ogni iniziativa utile a diffondere e a valorizzare la cultura musicale sia a Portogruaro che nei comuni limitrofi. È volontà del Comune di Portogruaro e del Comune di Caorle avvalersi di questa collaborazione della Fondazione Musicale per l'organizzazione di una serie di eventi concertistici da realizzarsi tra Portogruaro e Caorle nel biennio 2021 e 2022 nell'ambito delle edizioni 39esima e 40esima del Festival Internazionale della Musica. Voleva, signor Sindaco, dare qualche Sì, beh, dopo mesi di lavoro, nel senso che non è stato facile, come hanno sempre detto tutti, convincere gli altri comuni a convenzionarsi su un servizio culturale a Portogruaro. Però il Comune di Caorle ha capito subito la possibilità di aprirsi con uno scambio culturale e turistico, perché ovviamente in base a questa convenzione c'è la possibilità anche per loro di avere in cambio notizie utili, uno scambio di eventi anche musicali a fronte di 15.000 euro. Questa è la convenzione, l'onere finanziario che loro si sottopongono. Non nascondo il fatto che ho già trasferito a tutti i comuni del nostro mandamento, che sono gli altri 9, la stessa identica convenzione. Ho già parlato anche con loro perché la prospettiva è quella di convenzionarli tutti quanti insieme, anche a fronte di un contributo minimo, perché non è necessario nella cultura a volte avere contributi elevati. L'importante è che i comuni capiscano che la Fondazione Musicale Santa Cecilia non è solo del Comune di Portogruaro, ma è di tutti, e quindi anche essere solo convenzionati, comunque convenzionati con contributo a fronte anche lì di scambi culturali e turistici, serve per far diventare ancora più forte questa fondazione, alla visione della città metropolitana, di cui ieri anche il sindaco Luigi Brugnaro si è fatto partecipe di questa nuova nomina che avete letto stamattina del direttore artistico Taverna, un grande rappresentante di inestimabile valore dal punto di vista artistico musicale, e quindi fa ben sperare questa nuova nomina, questo nuovo CDA e questa convenzione, la prima con il Comune di Caorle, che poi farà da primo lume per gli altri 9 comuni, che presto spero si accoderanno per essere partecipi di una fondazione importante, ripeto, per tutto il territorio e tutto il mandamento. Grazie, signor Sindaco. Qualche richiesta a merito? Posso fare una domanda? Prego, Riccardo. No, il sindaco parlava di convenzione. Adesso io la butto là, signor sindaco, mi rivolgo a lei. Non è possibile che in un prossimo futuro si possa prevedere che i comuni, invece di convenzionarsi, sperando che siano tutti, possano diventare effettivamente anche soci della fondazione? Faccio questa domanda da profano. Beh, è un po' più difficile, però potrebbe essere un obiettivo a lungo termine, perché giustamente è già difficile che loro si convenzionino e vogliano far parte di questa bella struttura. Dopo, ovviamente, nel tempo, se questa diventerà una struttura importante, come spero lo diventi, effettivamente potrebbe essere un bel obiettivo. Altre richieste? Passiamo al quinto punto, che è l'approvazione convenzione tra i comuni di Portogruaro. No, scusate un attimo. Prego. No, scusate un attimo perché se mi è rotto il telefono per 2 giorni non avrò il cellulare, io per l'azienda è tutto lì.
stavo cercando di attrezzarmi. Io volevo apprezzare, voglio dire, il lavoro che si sta facendo, e anche con la scelta che l'amministrazione comunale, il consiglio di amministrazione, o meglio il consiglio di amministrazione con l'amministrazione comunale, ha fatto come direttore artistico Taverna. È un insegnante della scuola di musica, ormai una fama internazionale, ha collaborato per molti anni sia con la scuola che sui festival. Volevo solamente evidenziare, perché il Festival Metropolitano nasce con l'obiettivo che lo stesso sindaco diceva adesso, quello di allargare l'attività della Fondazione Santa Cecilia ai comuni del Portoguarese in prima istanza, ma tentando di allargarla anche ai comuni del Sandonatese, quindi del Veneto orientale. Su questo obiettivo noi abbiamo cercato, voglio dire, sempre di raggiungere Non lo sentiamo più. Antonio, non lo sentiamo più. Ho attivato l'audio. Adesso lo sentiamo. Bene, volevo dire che noi abbiamo sempre lavorato per raggiungere questo obiettivo. Ricordo che il Festival Metropolitano, con l'obiettivo di allargare la presenza della Fondazione Santa Cecilia nel territorio, non solo portoguarese ma sandonatese, nasce con un contributo di 40.000 euro della Fondazione Santo Stefano. È da quel momento che il festival ha ampliato e ha rafforzato la presenza del territorio, con anche interventi e iniziative nel comune di Ceggia, per esempio, nel comune di San Donà, mi vengono in mente solo questi due comuni, e è stato le iniziative che si sono svolte nel territorio dei comuni del Veneto orientale si sono realizzati con il contributo della Fondazione Santo Stefano. Anche per il secondo anno la stessa iniziativa si è svolta, sempre con 40.000 euro, quindi nel biennio la Fondazione Santo Stefano, attraverso e assieme alla Fondazione Venezia, ha contribuito alle iniziative fuori di Portogruaro per questo importo. Purtroppo il terzo anno questo non si è potuto realizzare perché la Fondazione Venezia ha ritenuto che i trasferimenti agli enti come quelli della Fondazione Santa Cecilia potevano avvenire solo attraverso bando e non con assegnazione diretta di risorse. E quindi l'anno scorso si sono svolte le stesse iniziative con risorse proprie della Fondazione Santa Cecilia, ovviamente con i contributi che anche il Comune di Portogruaro verso ogni anno. Quindi è solo da apprezzare questo sforzo che si fa e si dovrebbe sempre di più, voglio dire, lavorare assieme per raggiungere questo obiettivo, perché la Fondazione Santa Cecilia è un patrimonio del territorio, non solo di Portogruaro, e per poter veicolare, creare cultura musicale e poter anche, vuol dire, aiutare, perché io uso il termine aiutare anche, perché iniziative che la Fondazione Santa Cecilia può svolgere sul territorio di qualità, senza grandi impegni da parte dei comuni, è una cosa estremamente importante. E il comune di Portogruaro, assieme alla Fondazione Santa Cecilia, o viceversa, Santa Cecilia e Comune di Portogruaro, hanno, voglio dire, anche questo compito per il ruolo che svolge a livello complessoriale, quello di essere presenti sempre di più sul territorio e svolgere quella funzione statutaria propria che è della Fondazione Santa Cecilia, ma che è anche e deve essere la volontà del Comune di Portogruaro. Grazie. Grazie Tony.
Solo per dire, scusate, che tutte le associazioni nel suo piccolo hanno contribuito perché la Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro crescesse e diventasse sempre più grande e punto di riferimento del nostro comune, non solo la Fondazione Santo Stefano, anche altre realtà più piccole o più grandi che si siano, hanno sempre contribuito perché questo ente diventi sempre più punto di riferimento culturale. Questo volevo solo sottolineare perché abbiamo detto Santo Stefano che ha contribuito. Hanno contribuito anche privati e tantissima altra gente sotto altre forme che oggi non lo mettono in campo. Quindi è un patrimonio da salvaguardare nostro portogruarese e ben venga che la Fondazione Santo Stefano, che è di Portogruaro, dia un contributo. Grazie. Grazie Assessore. Altre richieste? Posso replicare, Presidente, solo un momento. Io non ho dubbi e nessuno di noi ha dubbi che altre associazioni contribuiscono, voglio dire, a finanziare la Fondazione Santa Cecilia. Io ho voluto sottolineare che il Festival Metropolitano nasce, voglio dire, con queste risorse importanti, finalizzati proprio a trasferire fuori da Portogruaro le iniziative culturali. Dopodiché, voglio dire, non ho dubbi che ci sono imprenditori, associazioni, liberi cittadini che nel tempo continuano a contribuire e contribuiranno anche a intervenire. Era solo una segnalazione, insomma, non c'era la volontà di rimarcare la contribuzione, era solo per dire che noi su questa attenzione noi gruppo consigliare civici democratici raccogliamo favorevolmente la volontà di tutte le amministrazioni che lavorano, collaborano per rafforzare il ruolo della Fondazione Santa Cecilia, che è una fondazione storica e che gioca un ruolo non solo culturale ma anche economico per la città di Portogruaro. Sono perfettamente d'accordo, ho voluto sottolineare che anche altre associazioni insomma, contribuiscono, punto. Cioè senza nessun tipo di polemica, mi sembrava giusto dire che ci sono anche altre associazioni che contribuiscono. Questo è doveroso. Ci siamo capiti, grazie. Altre richieste? Passiamo al quinto punto, che è l'approvazione della convenzione tra i comuni di Portogruaro e di Caorle per la gestione delle sepolture e dei servizi del cimitero di Lugugnana a favore dei residenti del comune di Caorle. Le frazioni Castello di Brussa e Brussa, in territorio del comune di Caorle, con termini geograficamente alla frazione di Lugugnana nel comune di Portogruaro, di fatto molto più vicine al loro comune, e quindi per questo motivo che con delibera del Consiglio Comunale il 3/6/2019 veniva approvata una convenzione della durata di anni 2 per le sepolture di propri congiunti nel cimitero comunale della frazione di Lugugnana. La nuova convenzione, sempre della medesima durata, quindi di 2 anni, prevede una spesa forfettaria a carico del comune di Caorle di €500 per ogni operazione cimiteriale svolta a favore dei residenti in questo territorio. Praticamente i defunti di Castello di Brussa pagheranno una spesa forfettaria di €500 ogni caro defunto con la nuova convenzione, come era quella precedente tra l'altro. C'è qualche richiesta in merito? No, sottolineando che... No, prego. Consigliere senatore, parli pure. No, faccia il consigliere Bertoncello, è arrivato prima lei. No, volevo sottolineare che questo è un fatto abbastanza importante, che è una convenzione che nasce da molti anni. Io
visto con soddisfazione, dopo un'iniziale difficoltà registrata nella precedente amministrazione, il superamento di queste difficoltà e anche il rinnovo di quella convenzione, perché era abbastanza difficile pensare di non collaborare con il Comune di Caorle, visto che Brussa e Castello, vuol dire, se avessero essendo Comune di Caorle e dovendo portare i propri defunti a Caorle, la lontananza è più di 30 chilometri, era opportuno che ci fosse con i due comuni questa convenzione, non solo per motivi, voglio dire, per motivi affettivi, di vicinanza, le ragioni sono molte e quindi noi apprezziamo e condividiamo molto questa convenzione. Presidente, posso? Prego, prego Maria Teresa. Sì, per arrivare alla convenzione non è stato semplice. Lo sappiamo. Tanto per descrivere un po' l'argomento, perché prima non c'erano rapporti precisi che descrivevano le tumulazioni nel cimitero di Lugugnana. Quindi la convenzione è stato il primo atto che ha sancito delle norme di collaborazione tra i due comuni. Evidentemente c'erano fastidi da parte dei residenti di Lugugnana e fastidio da parte dei confinanti di Marina e di Brussa. Ci è sembrato giusto quindi arrivare ad una convenzione tenendo conto anche che la parrocchia di Lugugnana si estende anche verso i contermini, le contermini aree di Caorle, e anche la titolarità medica va verso la zona di Caorle. Ripeto, non è stato semplicissimo addivenire, i calcoli non sono stati semplici, però credo che questo metta tranquillamente in situazione di sicurezza sia i parenti dei eventuali defunti di Caorle, sia i parenti degli eventuali defunti di Lugugnana. Ripeto, non è stato semplice, ma l'allora dirigente penso abbia lavorato assolutamente con grande attenzione, per cui credo che sia stato messo un punto fermo rispetto alla situazione che, ricordo, era di incertezza. Grazie. Altre richieste? Beh, io se posso dire è un grande atto di sensibilità verso una popolazione che comunque ha un punto di riferimento storico nella parrocchia di Lugugnana, gli abitanti di Brussa e di Castello, e quindi anche questo è un bel segno al di là giustamente dei tecnicismi o comunque delle cose da verificare dal punto di vista tecnico. Gli abitanti di quel posto vorrebbero essere tumulati e portati in quel cimitero, non in altri cimiteri. E quindi un grande segno di sensibilità nei loro confronti. Cioè io credo, Presidente, solo due, velocemente, insomma, gli abitanti di Castello e di Lugugnana hanno sempre utilizzato, verbo improprio, il cimitero di Lugugnana. Sempre. Da sempre. C'è stato questo periodo a cui faccio riferimento, c'è stata una polemica molto forte col parroco, voglio dire, bene, perché poi i tempi corrono e man mano che si va avanti si devono sempre normalizzare, sistemare, correggere e tentare di rendere chiaro, voglio dire, il rapporto. Quindi io il problema, voglio dire, che è nato in quel periodo è nato perché c'era un'intenzione, qui articoli di stampa dell'epoca, insomma, c'era forse non si conosceva bene il problema e oltre a avere la necessità di normare un po' meglio, ma voglio dire, vabbè, insomma, adesso al di là delle polemiche, il passato è passato, non c'entra niente. Io credo che questa convenzione era indispensabile, doverosa e bene che venga riproposta. Certo. Però ribadisco, prima loro non pagavano niente e con la convenzione della scorsa amministrazione il sindaco senatore, mi ricordo, aveva messo qui i famosi 500 euro per ogni... Bravo, bene. Per ogni defunto.
Passiamo subito al punto sesto. No, scusa, se posso ulteriormente, ho visto che la convenzione dura 2 anni. Se siamo tutti d'accordo e se tecnicamente si può fare, si può anche ampliare, perché mi sembra che 2 anni siano pochi in un accordo generale di questo tipo. C'è una cosa, signor Sindaco, che Dica. non trovo giusto, cioè per Sì. l'amor di Dio la convenzione va fatta. Cioè i residenti di Castello e cioè Castello di Brussa e Brussa, e adesso che comincia la stagione estiva, loro hanno praticamente una tessera gratuita per il parcheggio della Brussa con Veneto Agricoltura. E visto che loro usufruiscono del cimitero di Lugugnana e anche del punto prelievi di Lugugnana, tutti i cittadini di Castello e Brussa, sarà mia cura, e mi batterò per questo, assieme al consigliere regionale di riferimento, per far sì che i residenti, non tutti i residenti, avremo a disposizione, dico già, una 50-60 schede, che i residenti di Lugugnana non paghino il parcheggio a Veneto Agricoltura nella Brussa, perché mi sembra doveroso questo, e mi batterò finché non porterò a casa questo risultato. Tutto qua. Posso? In riferimento a quello che ha detto il signor Sindaco, io credo, voglio dire, fermo restando che saremo tutti d'accordo di renderla per 10 anni, 5 anni, il tema vero è che forse immagino che ci sia stato un po' di cautela, perché non so se c'è bisogno, io non ho queste conoscenze, ma faccio memoria storica, bisogna anche vedere se c'è previsto a Lugnana degli ampliamenti dei loculi, se è previsto quanti ce ne sono liberi. C'è tutto un meccanismo, voglio dire, che va affrontato in maniera compiuta, fermo restando che, voglio dire, questo servizio, questa collaborazione deve esistere. Il problema vero è legato, forse, signor Sindaco, anche alla necessità da parte dell'amministrazione, da parte degli uffici, di avere, voglio dire, il tempo necessario nel caso succedesse queste cose di affrontarlo in maniera più sicura, insomma, ecco, questo mi permetto di dire. Verissimo, se i tecnici hanno già fatto questa valutazione, bene, altrimenti abbiamo il tempo entro il 29 di farla. Perfetto. Ed eventualmente prolungare un po' il tempo in più, magari anche 3 anni. Sono d'accordo, ma anche 5 non cambia niente, certo, anche perché credo che nessuna amministrazione non abbia la sensibilità di affrontare seriamente questo problema. Tra l'altro, se non erro, i loculi nuovi li hanno fatti la scorsa amministrazione, il sindaco Maria Teresa Senatore con l'assessore Mossanuto, perché mi ricordo nel 2015 appena insediata ha messo subito dei denari per i loculi del cimitero di Lugnana. Signor Sindaco, perdoni, posso? Posso? No, niente, io sono assolutamente d'accordo con la sua proposta e concordo anche sul fatto che si debba fare un'indagine tecnica circa la rispondenza dei numeri dei loculi rispetto, ancorché sia vero che siano stati realizzati, però rispetto alla popolazione residente nella zona di Lugnana e nelle zone contermini. Volevo sottolineare che la durata biennale non è stata una richiesta del Comune di Portogruaro, ma è stata una richiesta del Comune di Caorle. Quindi se lei riuscisse, facendo tutte le valutazioni, ad addivenire ad una convenzione di durata più lunga, secondo me sarebbe una cosa positiva, metterebbe, ripeto, in tranquillità tanti cittadini delle due zone. Solo per fare un riferimento, i problemi erano proprio legati al fatto che alcuni residenti non avevano la possibilità di avere, residenti di Lugnano, non avevano la possibilità di avere il loculo per un loro defunto perché erano praticamente tutti occupati da altri. Benissimo, sono stati realizzati, però bisogna anche guardare avanti. Mi permetto di darle un suggerimento, signor Sindaco. Il cimitero frazionale di Lugnana avrà sicuramente bisogno anche di definire un'area a parcheggi, cosa che non siamo riusciti a fare in amministrazione perché non si ha, ovviamente, come lei ben sa, l'amministrazione non ha un portafoglio fisarmonica, però bisognerà arrivare anche a questa definizione. Quindi si potrebbe fare una valutazione sia sugli oneri della gestione dell'oculo e del cimitero, ma concordando col Comune di Caorle magari anche dei piccoli aumenti
o un'indicizzazione del costo annuale dell'oculo, in modo da poter programmare anche degli altri interventi nel cimitero frazionale di Lugnana. Le dico, il parcheggio, si può fare anche una considerazione su un piccolo fosso che c'è di fianco, insomma ci sono alcune situazioni che andrebbero definite meglio. Quindi se riusciste anche a prolungare, per chiudere, e non serve, non dico altro, per chiudere, se riusciste a prolungare la durata della convenzione, magari indicizzando o considerando un micro aumento, e ricordo che è stato un bel problema anche pensare ad un aumento, sarebbe sicuramente utile sia per la realtà di Lugugnana ma anche per la realtà di Castello e di Brussa. Quindi sì, io sono convinta, sono d'accordo che lei saprà trovare il giusto metodo per addivenire ad una durata maggiore di convenzione, proprio considerando tutte queste prospettive. E anche visto che il Comune di Caorle si è reso disponibile, siamo molto contenti perché noi non ci eravamo riusciti, quindi sono contenta che lei sia riuscita, si è reso disponibile a partecipare al sostegno di Fondazione Musicale Santa Cecilia nel periodo del Festival Internazionale di Musica in estate. Quindi i rapporti sono buoni e suppongo che arriverete a definire. Suppongo anche che sia cambiato il segretario comunale di Caorle. Sì. Quindi probabilmente avrà anche una strada diversa. Certo. Bene, grazie. Grazie. Posso fare una piccola un piccolo inciso che va di fatto a collegarsi con quello di cui si sta discutendo. Giustissima l'idea di poter allungare la convenzione per questo importante servizio che viene offerto ai cittadini di Brussa e Castello. Ricollegandomi poi al discorso dei cimiteri, qui vado un attimo fuori sacco, fuori tema, chiamatelo come volete, ritengo che sarebbe opportuno, se non è già stato fatto nella precedente amministrazione, questo non lo so, ma sarebbe opportuno che in tutti i cimiteri che insistono nel comune di Portogruaro venisse fatto un monitoraggio per capire, scusate il tipo di linguaggio, quanti posti ci sono ancora disponibili, perché secondo me bisogna andare sempre di più verso la cremazione piuttosto che la tumulazione, perché i posti sono pochi, quindi fare un monitoraggio di questo tipo non sarebbe male, è soltanto un suggerimento. Poi peraltro se è stato fatto e la mia dichiarazione è pleonastica, me ne scuso. Grazie. Grazie Riccardo. Presidente, prego. Mi scusi, ormai tanto su molte convenzioni siamo tutti d'accordo e questo è un argomento che non è secondario dal mio punto di vista. Abbiamo tentato noi, ha tentato la giunta precedente a risolvere il problema del parcheggio. Entrando l'area che era prevista per il parcheggio, che c'era anche la disponibilità, era entrando il cimitero sulla sinistra, che è un'area attualmente oggi agricola, anche perché c'è un ingresso in fondo al cimitero sempre sulla sinistra per l'entrata nella parte nuova del cimitero, e lì era previsto. Quindi se siamo d'accordo tutti, io credo che, voglio dire, questo parcheggio finalmente dopo anni, nonostante l'impegno delle amministrazioni precedenti, si possa realizzare. In alternativa, solo che purtroppo la parrocchia voglio dire, non ha consentito, era anche quello di realizzare lungo la provinciale, all'altezza del campo sportivo della parrocchia, di fronte al cimitero, di creare una fascia, restringendo un po', che non comprometteva le attività della parrocchia, di occupare una parte lungo la strada tra la chiesa e il campo sportivo per poter realizzare anche lì in alternativa dei parcheggi. Però io credo che questo, visto che credo che siamo tutti d'accordo su una priorità rispetto a questo argomento, potremmo finalmente rispondere alle esigenze della frazione.
Però la parrocchia non era sfavorevole a darci, perché ho preso io le misure assieme all'impresario. Lo so bene. E lì c'era Don Roberto ancora prima. Don Roberto, che era difficile però, Era molto difficile, però 25 metri di terreno tramite il vescovo, che tra l'altro poi era passato giù in azienda, era favorevole, solo che il costo, adesso non mi ricordo perché sono passati 2 o 3 anni, era 50-60 mila euro per la realizzazione di questo parcheggio. Comunque il parcheggio andrebbe fatto, ecco, o nel campo sportivo o nel terreno con uno esproprio lì accanto, andrebbe fatto perché ormai il cimitero è un cimitero abbastanza grande e quando ci sono funerali importanti le macchine non ci stanno, cioè devono parcheggiare in strada. Ci sono altre richieste? Altre domande? Passiamo al sesto punto. DGR numero 130 del 9 febbraio 2021, criteri e modalità per l'assegnazione di contributi ai sensi dell'articolo 6 C7 della legge regionale 22 giugno 1993 numero 16, iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale, anno 2021, approvazione e convenzione per l'attuazione dei progetti master plan della viabilità del Veneto Orientale e mobilità sostenibile del Veneto Orientale. Sì, prego, ingegnere. Allora la Regione Veneto, con una legge regionale del 22 giugno 1993, promuove la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo e lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale, valorizzazione del territorio e comparti produttivi quali industria, artigianato, turismo, commercio, inteso come territorio nord della città metropolitana di Venezia. Per l'anno 2021 la Giunta regionale ha stanziato un importo di 150.000 euro, stabilendo criteri e modalità di assegnazione. I comuni destinatari di questi contributi sono 22, che li leggiamo nella delibera, tutti all'interno del Veneto Orientale, costituiti come conferenza dei sindaci del Veneto Orientale. La delibera di Giunta regionale in questione, la numero 130, prevede che agli interventi decisi dalla conferenza dei sindaci del Veneto Orientale e gestiti da un comune in qualità di ente capofila possa essere assegnato un contributo regionale nella misura dell'80% delle spese preventivate e ammesse per ogni singolo progetto. In diverse sedute la conferenza dei sindaci ha discusso le priorità e i temi rilevanti per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio di riferimento, giungendo all'approvazione dei progetti per l'annualità 2021. Prego, ingegnere, se vuole illustrarla. Sì, intanto mi scuso per avervi mandato il materiale a spot, ma questa delibera è stata fatta un po' di corsa rispetto a quella che è la modalità ordinaria, ossia fino allo scorso anno e quello che abbiamo fatto anche quest'anno. I progetti, una volta licenziati dalla conferenza dei sindaci, venivano approvati dalle singole giunte comunali per essere poi trasferiti ai comuni capofila individuati, e questi predisponevano la domanda da mandare in regione. Così ha fatto il comune di Portogruaro, che è capofila per il primo progetto. La regione ha rilevato che dovesse esserci non solo l'approvazione del progetto, ma anche la convenzione approvata in Consiglio Comunale prima della partecipazione al bando. Diciamo un po' una anomalia, anche se effettivamente è la procedura della legge 16, perché fino allo scorso anno si è optato per questo modo, ossia l'approvazione in giunta, visti i tempi ristretti, e poi una volta finanziato si coinvolgeva il Consiglio per il convenzionamento fra gli enti.
Quindi in corsa la Regione ha allungato le tempistiche del bando, che scadevano inizialmente il 15 aprile, le ha estese fino al 15 maggio per consentirci a tutti i comuni di portare in consiglio le delibere con l'approvazione del progetto e la relativa convenzione e permetterci quindi di integrare per noi l'istanza per il Comune di San Donà, presentarla fisicamente. In breve vi illustro il progetto che ci vede come capofila, ossia il master plan della viabilità del Veneto orientale. È un progetto, ripeto, licenziato dalla conferenza dei sindaci, che prevede una ricognizione della viabilità dell'intero territorio del Veneto orientale a vari livelli, quindi dai livelli sovraordinati fino ad arrivare al livello locale. A seguito di questa analisi e implementate con lo sviluppo previsto ad ogni singolo comune, non solo relativo alla viabilità, ma anche relativo ai centri attrattivi, i poli intermodali, le ipotesi di sviluppo che hanno i singoli comuni, come questi possono andare ad impattare sulla viabilità. Da questo strumento di analisi, quindi fatta tutta l'analisi degli strumenti ordinati, degli strumenti comunali, nonché le banche dati di traffico, dovrebbero emergere delle linee di sviluppo relative alla viabilità, con indicazioni ai comuni su cosa concentrarsi e su trovare delle soluzioni a eventuali criticità che possano ingenerarsi da nuove infrastrutture previste, piuttosto che dall'incremento del traffico dovuto allo sviluppo di piattaforme, piuttosto che di sviluppo, diciamo, in maniera generale del territorio della nostra area vasta. Questo in sintesi il contenuto del progetto. Se posso, Presidente? Prego. Sì, e volevo solo fare un po' una panoramica generale, facendo parte della conferenza dei sindaci e del percorso dal 93. Se nel 93 la Regione aveva promosso la realizzazione di iniziative per il decentramento amministrativo, con la legge dell'anno scorso, del febbraio dell'anno scorso, hanno spostato il focus non solo sul decentramento amministrativo e quindi dei servizi, ma soprattutto sul decentramento nello sviluppo economico e sociale, quindi tutti quei progetti di valorizzazione e sviluppo del territorio, stanziando 150.000 euro a fronte di progetti veri e propri. La conferenza dei sindaci ha fatto delle valutazioni approfondite, ha discusso delle priorità e i temi rilevanti per la valorizzazione del territorio stesso, e quindi prima con il master plan della viabilità lenta, adesso col master plan della viabilità. Se col Recovery Fund ci sono ovviamente degli indirizzi precisi da parte dell'Europa di fare dei progetti indirizzati soprattutto alla digitale e alla transizione ecologica, con questo non significa che per quanto riguarda la sicurezza idraulica, di cui stiamo facendo un master plan ancora con la conferenza dei sindaci, e la viabilità lenta, siano progetti, anche la viabilità, siano progetti che quando pronti siano importanti per il nostro territorio. La viabilità lenta e anche la sicurezza idraulica addirittura dentro al Recovery Fund. Ovviamente nel Veneto, senza ovviamente, ma nel Veneto orientale, uno dei pochi progetti cantierabili subito è proprio quello che abbiamo approvato poco tempo fa, della viabilità lenta. Un progetto che la Regione promuoverà, perché anche oggi eravamo in conferenza dei sindaci con l'assessore Calzavarra, non l'ha detto oggi, ma la Regione ha capito che per il Veneto orientale uno dei pochi progetti importanti è proprio questo del master plan della viabilità lenta. In pochi mesi potrebbe essere portato con progetto definitivo esecutivo e potrebbe essere uno dei pochi progetti che effettivamente accoglie le intenzioni del recovery. Non si può applicare il recovery per la viabilità
e quindi per l'opera delle strutture viabilistiche stradali. Questo è un altro tema, ma questo non significa che anche in questo caso la conferenza dei sindaci non capisca che su questo campo c'è una grande priorità, e lo vediamo anche noi a Portogruaro, la necessità ancora di integrare la viabilità con nuove arterie, piccole o grandi che siano, piccole nei servizi puntuali, ma anche grandi nell'ottica che nel giro di 10-15 anni la mobilità è sempre più importante. E quindi il taglio deve essere questo, sottolineato anche oggi dall'assessore. Non possiamo presentare 50 o 100 progetti come conferenza dei sindaci, dobbiamo presentarne 3 con questo taglio di alta levatura, di alto livello, per avere la disponibilità da parte degli enti superiori di avere un appoggio finanziario importante. Grazie signor Sindaco. Qualche richiesta? Se non ci sono richieste. Se posso, Presidente? Prego. Sì, ho sentito anch'io, in quanto ero delegata dal Consiglio del Sindaco Metropolitano ad assistere alla conferenza dei sindaci, ho sentito anch'io gli auspici dell'assessore regionale Calzavara. Mi permetto però di sottolineare, signor Sindaco, che rispetto all'esecuzione della viabilità lenta, della mobilità lenta, visto che l'opera di master plan prevede circa un impegno, se non vado errata, di 30 milioni di euro, però le dico vado a memoria, una fase esecutiva implica sicuramente un impegno economico molto importante che potrebbe aggirarsi sui 3 milioni di euro. Quindi secondo me, visto anche la disponibilità dell'assessore regionale, sarebbe importante che non chiedessero dei progetti esecutivi, ma chiedessero qualcosa di minore rispetto al progetto esecutivo. Perché altrimenti, se rimane la definizione del progetto esecutivo, probabilmente non riusciamo neanche a rientrare nel recovery fund. Tenuto conto, come ha detto giustamente lei, che per quanto attiene al discorso della viabilità, sì che simplicite, nel recovery fund non entriamo sicuramente. Quindi sarebbe importante essere presenti con l'assessore regionale affinché riducano il livello di progettazione, altrimenti difficilmente ci si entra con questo master plan, perché se non vado errata in delibera l'impegno economico riguarda circa di affidamento, di incarico, di redazione progetto, riguarda circa, mi sembra, 130.000 euro, una cosa del genere, però le dico non sono certissima. Quindi con 130.000 euro un master plan non è sicuramente in progettazione esecutiva, quindi le dico sarebbe importante che Conferenza dei Sindaci, Comune di Portogruaro fosse presente con la Regione per non chiedere una progettazione esecutiva, ma chiedere un livello minore di progettazione, altrimenti non ce la facciamo ad entrare. Grazie. Grazie a lei Maria Teresa. Prego, qualche altra richiesta? Posso, Presidente, mi sente? Prego Antonio. Ma io credo che, adesso io non entro nel merito sull'intervento che ha fatto il consigliere senatore, nel senso sì, si potrebbe anche tentare di fare un preliminare potenziato, ma vabbè, questo è un problema che deve vedere il signor Sindaco all'interno della conferenza dei sindaci nei rapporti con l'assessore Calzavara. Questa è una metodologia che era già stata adottata per la mobilità lenta. La conferenza dei sindaci aveva fatto a Indote e si è iniziato a fare il percorso gira Livenza, gira Tagliamento, gira Piave, gira Lemene, con la pista adesso non mi viene il termine, che congiungeva da Bibione a Jesolo, quella del litorale, tanto per intenderci, a Pettine. E questo era un progetto che in parte è già realizzato. Io volevo solo segnalare questo, perché questa è la metodologia giusta, ma l'avremo modo di discutere anche più avanti, immagino, all'interno del Consiglio Comunale rispetto agli interventi da fare sulla mobilità lenta, cercando, voglio dire, di completare le piste che non sono collegate, ma lasciamo perdere in questo momento. A me interessava
sottolineare il fatto che la metodologia della regione, della conferenza di sindaci e delle risorse è una come posso, strategia, non dico discrezionale, è obbligatoria dal mio punto di vista, nel senso questa è la strada che noi dobbiamo percorrere, fissando anche ovviamente la tempificazione e le priorità, per evitare che poi voglio dire, all'interno delle risorse ogni comune individua un pezzo ma che non sia un insieme. Quindi la sollecitazione che faccio io, ma credo di parlare anche a nome di gruppo, è quello di perseguire sulla strada del coordinamento all'interno della conferenza dei sindaci per questo argomento, anche perché io credo che nel futuro il problema della viabilità, sia quella lenta sia quella veicolare, assumerà sempre di più una valenza molto importante dopo questo periodo di pandemia. Grazie. Sì, se posso ancora, visto questi due interventi positivi, non abbiamo altre strade. La conferenza dei sindaci, l'unica area autonoma, adesso vorrebbero, la Regione Veneto fra pochi mesi ne istituirà altre due, una della Riviera del Brenta e una del Delta del Po, quindi altre due aree autonome. Noi abbiamo questa occasione positiva da tanti anni, dal 93, e dobbiamo continuare a coglierla, dobbiamo perseguire questa strada di progettazione, perché l'altra strada di non far niente siamo sicuri di non avere mai niente. Quindi la progettazione, anche l'ultima volta l'abbiamo approvata con un voto solo contrario per miopia, ma la miopia non serve, serve solo essere convinti che la progettazione preventiva serve, a costo anche di buttare via diverse decine di migliaia di euro se poi alla fine non riusciamo in qualche maniera non buttar via, utilizzare. Dal punto di vista assoluto, se non ho rientri immediati, li ho buttati via in quel momento, ma ho investito per un futuro. Quando il progetto è fatto, prima o dopo può cogliere anche la restituzione da parte di enti superiori. Quindi ben venga questa nuova mentalità che va investito in progettazione per raccogliere frutti. Grazie signor Sindaco. Altre richieste? Passiamo al settimo punto, che è Premio Gervino, città di Portogruaro, nomina componenti, commissione di valutazione. Grazie ingegnere. Arrivederci, buonasera. Grazie ingegnere. Grazie. Grazie comandante. Gastone, Premio Gervino, città di Portogruaro, nomina componenti, commissione di valutazione. Qui in sostanza, come vi ho anche già detto, a fronte anche di una richiesta di tante associazioni, tantissime, che hanno portato avanti una bellissima idea che ci è arrivata, è quella di comunque assegnare un premio Gervino speciale in questa situazione a tutti quelli che hanno operato nel mondo della sanità, e quindi tutte quelle figure, e poi casomai sarà il sindaco a indicare, che mi pare ha un'idea anche di data. Noi abbiamo per il momento il compito di costituire la commissione, quindi useremo probabilmente lo stesso strumento che abbiamo usato col segretario. 2 nomi li indicheranno i componenti di minoranza e 2 nomi saranno indicati dai componenti di maggioranza. Vi raccomando il discorso uomo-donna, quindi per la parità di genere, e quindi questa in sostanza è, quindi costituiremo la commissione che sarà composta da questi 4 componenti più il sindaco che la presiede, e poi se vuole il sindaco un attimo accennare che aveva pensato a una tempistica, mi pare, no? Mi diceva l'altro giorno. Sì, abbiamo così, pensando all'onda del Covid, a tutti gli eventi che abbiamo ad agosto e settembre, pensavamo di istituirla, questo Gervino straordinario, il 2 di ottobre, ovviamente dopo pensando anche ad approfondire l'argomento con la nuova commissione, e se ci sono altre proposte non è un problema per riverificare la data. L'abbiamo posta come iniziale per rendere effettiva e subito coerente alla domanda fatta da un gruppo di cittadini o di associazioni che vorrebbero dare questo premio a queste persone giustamente che hanno dato tanto in questo periodo. Grazie signor Sindaco. Quindi la formula per chiudere sarà quella del mandare ovviamente il nominativo al segretario, e metteremo in moto lo stesso meccanismo che abbiamo adottato alcuni mesi fa per altre votazioni.
Ok, grazie. Prego. Presidente, prego. un chiarimento, ma allora, la commissione premio Gervinio è scaduta? Sì. Quindi va rinnovata? Sì, sì. Noi la rinnoviamo, voglio dire, perché ogni anno, ogni 2 anni, cos'è? Ogni 2 anni, sì. sì. Allora io era l'ultima commissione che mi riguardava come componenza da Presidente del Consiglio. Avevo un attimo sospesa perché il prossimo Gervino era previsto fra un paio d'anni. Allora, sai che era ogni 3 anni, no? Certo. E quindi io avevo detto va bene, aspettiamo un attimo, se invece che andare in votazione segreta, che magari qualcuno la facciamo quando saremo un po' più, mentre a frutto anche della richiesta fatta da queste tantissime associazioni, mettiamo già in moto il meccanismo, noi costituiamo la commissione e poi lavorerà per portare avanti questa bella idea, insomma, ecco. Ah, ecco. Sì, ecco, giustamente, ecco, perché poi è la commissione, vuol dire, noi diamo delle indicazioni, poi certo. poi sarà la commissione del premio Gervino, voglio dire, che è insediata ad assegnare il premio, voglio dire, mantenendo fermo i 3 anni, cioè questo certo. è in mezzo sostanzialmente. Bravo, Ecco, questa sarebbe una speciale, insomma, dai, perfetto. Dunque sarà la commissione che su indicazione del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio, del Sindaco, eccetera, cercherà di fare in modo che la commissione vada nella stessa direzione. Insomma, questo è il tema fondamentale. Ecco, io vorrei approfittare, io credo che di questo argomento per porre un problema. Purtroppo, per fortuna, insomma, questo è un consiglio comunale che ha nella sua presenza 2 ex candidati sindaci. Volevo ricordare alla Commissione che il problema che l'amministrazione, almeno quella precedente alla Giunta Senatore, aveva istituito 2 premi, uno di solidarietà e uno di eccellenza, perché mi pareva che il Consiglio, almeno quello di allora, era intenzionato a, mi perdoni Presidente, consiglio di usare un termine inflazionato che non è bello, quello di assegnare ogni anno a una personalità il premio Gervino. Ed è per questo che avevamo creato gli altri 2 riconoscenti, perché altrimenti fra un po' di anni, vuol dire, corre il rischio di essere sminuito il valore del premio Gervino, perché è un alto, come spirito, e quando è nato ha ancora delle finalità per personalità che hanno fatto Portoguaro grande, che hanno fatto Portoguaro e che hanno giocato un ruolo importante. Se noi non ci diamo un indirizzo ogni 3 anni di individuare una persona o associazione o organismo, corriamo il rischio veramente di, come dicevo prima, perdere il significato forte che ha il premio Gervino per come si è costituito. E se si ricorda, Presidente, avevamo convenuto, voglio dire, sul premio eccellenza, il premio di solidarietà sociale, proprio perché così, voglio dire, davamo un riconoscimento alle persone, alle eccellenze di Portoguaro, e quelle che sul sociale si erano, voglio dire, dimostrate molto attente rispetto alla collettività. Sì, dico questo, faccio questa considerazione per vedere se riusciamo a tenerla in considerazione. Poi è chiaro che decide la Commissione, su questo non c'è dubbio, ma credo che sia una cosa logica quello che sto dicendo. Grazie Antonio. Presidente, posso intervenire anch'io un attimo? Prego. Sì, mi collego anch'io a quanto ha detto il consigliere Bertoncello. In effetti c'è un altro premio che è stato istituito, che è il premio Impronte di Vita, la cui istituzione andava proprio nella direzione appena descritta dal consigliere Bertoncello, quindi una serie di riconoscimenti che potevano essere attribuiti a persone che effettivamente sono presenti nella nostra comunità,
ma di un livello non qualitativamente, ma un livello diverso, e quindi non sto facendo un discorso di merito, ma solo un discorso di considerazione rispetto al premio Gervino. Quindi magari vi chiedo di verificare anche se il premio Impronte di Vita che è stato istituito possa essere anche riproposto per l'anno in corso. Ricordo che era un premio che è stato consegnato verso la fine dell'anno, quindi probabilmente potrebbe coincidere anche con il discorso premio Gervino, quindi saranno da fare una serie di considerazioni. Grazie Maria Teresa. Ti do un'altra comunicazione che 2 settimane fa abbiamo fatto manifestazione, abbiamo pubblicato manifestazione di interesse per la commissione Premio Eccellenze, è stata chiusa e in settimana uscirà la commissione nuova, per cui anche il Premio Eccellenza avrà la possibilità di essere attiva anche quest'anno. Grazie signor Sindaco. Altre richieste? Passiamo all'ultimo punto, che è la proposta di ordine del giorno per la concessione della cittadinanza onoraria a Patrick Zaki. Questa è una proposta che ha portato il gruppo Civici e Democratici Allora, sì, volevo ricordate, l'avevamo rimandata. Allora io approfitto per dirvi una cosa, avete visto che il Consiglio Comunale è molto corposo, quindi noi già anche nella convocazione che io firmerò domani sarà previsto il giorno 29 e l'eventuale completamento degli argomenti il giorno 30 di aprile. Perché? Perché diciamo fino al premio Gervino tutti gli altri punti sono praticamente da votare entro il 30 di aprile. Già vi preannuncio, quindi così vi anticipo anche, che noi prevediamo un consiglio il 24 maggio. Perché vi dico questo? Perché c'è una convenzione dell'ambiente, mi pare, che ha l'obbligatorietà di essere approvata entro il 26. Quindi noi praticamente già prevediamo un consiglio comunale il 24 maggio. Allora cosa succede? Che abbiamo quasi tutti i punti, però questo 29 che devono essere approvati. Pertanto, se non ce la facciamo il 29, vi dico già che proseguiremo il giorno 30. A questa proposta di ordine del giorno probabilmente si aggiungerà anche quella riguardante, vi ricordate, togliere l'onorificenza di Tito. So che i partiti si stanno sentendo, parlo di rappresentanti di partiti di Fratelli d'Italia e della Lega, e che sentiranno poi anche i rappresentanti di Civici Democratici, o se non si sono già sentiti, io so che ci stanno lavorando, e quello sarà presentato probabilmente in sede di consiglio, perché ci dovevano lavorare, e quindi io sono rimasto a questo. Sinceramente non vi so dire molto altro, perché poi sapete tutte le vicende che mi sono capitate, e pertanto non sono riuscito a seguire. Scusatemi. Quindi l'ordine del giorno di Zaki sarà comunque discusso, e probabilmente ci sarà anche l'altro in previsione. Grazie Presidente. C'è qualche altra delucidazione? Qualche richiesta? Chiudiamo la commissione. Vi ringrazio tutti e ci vediamo in Consiglio Comunale. Sì, adesso abbiamo la capigruppo, però sì. Sì.